Pirlo, partiti con una Lazio protagonista, poi però avete preso cattiveria, avete preso ritmo, aggressività ed è venuta fuori una prestazione di questo tipo con questo risultato. Sì, siamo partiti male per un nostro errore in un retropassaggio e quindi abbiamo spalancato il gol alla Lazio, poi c'è stata una grande reazione di squadra, nonostante le tante assenze abbiamo disputato un'ottima gara, ma la cosa più importante è stata la reazione, non ci siamo abbattuti ma abbiamo iniziato a alzare il ritmo e questa è la cosa più importante della partita. È stata una vittoria anche molto importante perché le ha consentito anche un po' di preparare la prossima partita, mi riferisco alle rotazioni, ai minuti dati a quei giocatori che rientravano, cioè nell'emergenza questa partita le è anche servita per avvicinarsi un po' di più al Porto. No, abbiamo pensato alla partita di martedì, avevamo i giocatori contati, anche chi ha giocato come Quadrado venivano solo da un allenamento, lo stesso Arthur aveva fatto una mezz'ora ieri, quindi noi ci eravamo preparati alla partita di stasera che per noi era una finale, quindi sono stati bravi, hanno stretto i denti, anche chi ha giocato in posizioni non proprio le loro ha dimostrato grande abnegazione, ha dimostrato grande professionalità. Abnegazione, professionalità, grinta, tutte cose che abbiamo visto oggi. Assolutamente, infatti la mia domanda, ciao Andre, Ciao. È proprio questa: cosa ti porti dentro in vista e cosa ti porti dietro in vista della partita di martedì, perché hai giocato con un sistema diverso, con giocatori, Danilo da play, Federico Bernardeschi addirittura terzino sinistro, un sistema diverso perché hai giocato 4-3-3 con l'inserimento di due interni. Cosa ti porti dietro, se più appunto una parte di spirito di squadra che si è vista ed è stata molto bella, vattela a rivedere poi quella testa a testa con Demiral alla fine, perché quello è un bel segnale. Vediamolo. Oppure esatto, anche da un punto di vista tecnico-tattico il posizionamento di alcuni giocatori e anche il sistema di gioco che è cambiato questa sera. Sì, no, ci portiamo dietro un po' tutto, però la cosa più importante erano i 3 punti. Ho avuto grande disponibilità dai giocatori, da Danilo a giocare in mezzo al campo, a Bernardeschi che ha fatto molto bene da terzino sinistro, ma lo ha nelle sue corde perché ha grande gamba, grande corsa, è sempre lucido quando ha la palla, quindi si merita tutti i complimenti perché non era facile giocare una partita come questa, di questa importanza da terzino sinistro. Però la cosa che mi è piaciuta di più è stata la reazione di squadra, perché non ci stavamo a essere sotto in una partita così delicata e complicata, quindi quella è la cosa più importante che porto al di là dei 3 punti. Grazie. Sì, una reazione importantissima in una fase anche molto delicata della stagione. Massimo Donati. Ciao Andrea, Ciao. complimenti per la partita. Volevo dirti, siete la squadra che nel secondo tempo subisce meno gol di tutti, avete subito solo 10 gol. È sinonimo che avete bisogno di un po' per entrare in partita per un fatto di concentrazione, o il fatto forse che attaccate meglio e attaccate meglio riuscite anche a difendervi meglio? No, concentrazione, oggi abbiamo iniziato la partita con 20 minuti di ritardo, quindi abbiamo regalato i primi 20 minuti, ma era normale perché tanti giocatori erano di rientro, anche in posizioni diverse come ho detto prima, quindi un po' di ambientamento era normale. Poi quando vai sotto è sempre difficile recuperare, soprattutto quando giochi contro una squadra come la Lazio che giocano insieme da tanti anni. Questa settimana non avevano giocato, quindi avevano avuto tutto il tempo di recuperare, però abbiamo fatto la nostra partita, una partita importante perché era uno scontro importante per la classifica e quindi siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Scontro con una squadra importante, vinto in rimonta. Una cosa però su Morata, perché poi ci sono gli aspetti psicologici, oggi si è vista veramente una grande reazione mentale, poi però ci sono anche gli aspetti tecnici di un'emergenza che hai ancora, ma insomma con Morata in campo cambiano tanto le cose, no? Sì, purtroppo non l'abbiamo avuto nell'ultimo periodo a causa di alcuni problemi, prima fisici, poi anche di altri tipi, quindi adesso sta cercando di trovare la forma migliore, però per noi è un giocatore fondamentale, l'abbiamo acquistato quest'estate per le sue caratteristiche che sono diverse da tutti gli altri attaccanti, quindi adesso speriamo di averlo al 100% perché può dare ancora molto di più. Pirlo, lei è un grande campione e allena tanti
stato. Lo è stato da calciatore, gli auguriamo di diventarlo anche da allenatore. Allena dei giocatori fortissimi, ma ce n'è uno che ha lo stigma del grande campione, sto parlando di Kulusevski. Secondo lei sta reagendo nella maniera giusta da quel momento un po' altalenante? In questo momento un po' difficile? No, sta reagendo da campione, ma è normale quando arrivi a giocare nella Juventus a 20 anni, hai tante pressioni, come ho sempre detto, non è la stessa cosa giocare nella Juventus o giocare nel Parma, qui ci sono diverse pressioni in più, ogni partita è diversa, ogni passaggio è importante e quindi lui sta dimostrando di essere un grande campione, ma lo sa perché sta diventando un campione nella testa ancora prima che nelle prestazioni e questo è solo a favore suo. Posso Andrea una? Sì. Se ne hai giocate tante di partite importanti, se hai una squadra comunque con tanti ragazzi giovani che magari non hanno l'esperienza tua, se gli dirai, se gli farai vivere qualche cosa di particolare martedì, se preparerai un discorso particolare per arrivare, insomma, considerando che l'esperienza si trasmette e tu insomma ne hai da vendere, per cui sono curioso di capire se prepari qualcosa di speciale. Fortunatamente ho ancora 2 giorni per prepararla, adesso mi devo riposare anch'io perché sono più stanco di loro, sì. Però adesso sicuramente troveremo la forma per dare questa importanza a questa gara, perché per noi è fondamentale per il proseguo della Champions, della nostra stagione, è un obiettivo talmente importante che non possiamo sbagliare la gara di martedì. Posso chiedere 5 secondi di Arthur? Perché mi sei venuto in mente tu da calciatore e allora penso che quel tipo di palleggiatore lì in mezzo forse non ne hai altri come lui con quelle caratteristiche. No, è l'unico con questo tipo di caratteristiche, è un giocatore che ci fa uscire bene il gioco, anche sotto pressione sempre lucido, quindi la squadra poi trova sempre qualche aspetto positivo quando lui è in possesso, ti dà grande ritmo, riesce a far girare bene gli altri giocatori e si trova sempre nella posizione giusta. Adesso speriamo che possa trovare un po' di condizione, oggi ha giocato 20 minuti, speriamo di poterlo avere al massimo martedì. Non è Pirlo in quel ruolo, però è un buon giocatore. Blocco la pletora di domande dei miei colleghi, amici, perché dobbiamo salutare Andrea Pirlo che deve andare subito già a preparare la prossima partita. Le auguriamo veramente un grande in bocca al lupo per la sfida in Champions. Buonasera. Bocca al lupo. Buon lavoro, buon lavoro. D'alta classifica, una reazione sotto di un gol dei suoi ragazzi. Si dice spesso e volentieri che la bravura di un allenatore è anche quella di spiazzare sulla formazione iniziale. Com'è nata la decisione di Danilo davanti alla difesa? Ma fortunatamente mi è venuta questa intuizione l'altra sera, pensando a chi avrebbe potuto ricoprire quel tipo di ruolo in assenza anche di Bentancur e Arthur, e quindi ho pensato a Danilo perché è un giocatore intelligente che sa giocare a 2 tocchi, è sempre posizionato bene con il corpo, conosce il calcio, quindi quella è stata un'intuizione che mi è venuta l'altra sera. Salve mister, Giorgio Musso di calciomercato.it. Quali sono le condizioni di Ronaldo in vista del Porto e se questo 4-2-3-1 del primo tempo può essere comunque rivisto anche nelle prossime gare? Grazie. Ma no, Ronaldo sta bene, era già stato concordato con lui in settimana che avrebbe riposato questa sera perché veniva da 8-9 partite consecutive, quindi era normale che avesse bisogno di un po' di riposo. Ma è stata una scelta quasi obbligata questo del cambio di modulo, mettendo Bernardeschi terzino con Danilo a metà campo e avendo Aaron un po' più libero di giocare dietro a Morata. Sono cose che capitano durante la stagione e devi essere pronto poi a poter scegliere la soluzione migliore. Marco Venditti, signora mia, Calcio News. Mister, ci sono vittorie e vittorie. Quella di stasera è stata importante, potrebbe anche essere una vittoria non da 3 punti, ma da 6 punti per come è nata. Ecco, rispetto tra il primo tempo e il secondo tempo, cosa è accaduto? Cosa ha detto ai suoi ragazzi, se ce lo può dire ovviamente, per svegliare la Juventus e ribaltare il risultato in questo modo? Perché quello che è successo è veramente straordinario stasera. Grazie. Ma ho detto delle cose tattiche perché abbiamo regalato i primi 20 minuti alla Lazio, abbiamo concesso il primo gol su un nostro errore di disimpegno, ma quello ci può stare, però era da mettere un po' in preventivo perché Juan Cuadrado veniva da
da 20 giorni che non giocava, si è allenato solo l'altro giorno, Danilo era in una posizione non sua, Bernardeschi anche da terzino, e quindi magari un 20 minuti di ambientamento ci poteva stare, non prendendo gol magari sarebbe stato meglio. Poi nel secondo tempo, ma già nel finale di primo tempo ci eravamo ripresi, avevamo già iniziato una pressione diversa, una cattiveria diversa, avevamo iniziato a farli girare da una parte all'altra con una velocità maggiore della palla, e quindi ho detto solo 2 cose tattiche per migliorare quello che avremmo potuto fare nel secondo tempo. Buonasera mister, Luca Cavallo, Tiemvo Radio. Volevo chiederle come ha trovato nell'immediato, subito dopo il match, se ha avuto modo di parlarci Bonucci e Arthur, che appunto sono subentrati e hanno giocato la loro manciata di minuti, e come commenta le prestazioni di Rabiot e di Kulusevski. Grazie. Ma Arthur e Bonucci hanno fatto un buon allenamento, hanno giocato Arthur una ventina di minuti mentre Leo 10, è servito loro per tornare in campo, per recuperare un po' di condizione. Si sono allenati solo ieri con la squadra, quindi avevano bisogno di un po' di minutaggio. Ma Arthur, Rabiot e Kulusevski hanno fatto una grande partita, ma non mi sorprendo perché stanno giocando tanto ultimamente, lo stanno facendo ad altissimi livelli. Sono 2 ragazzi giovani che hanno grande potenzialità, ma possono migliorare ancora tantissimo. Ciao, buonasera Andrea, Guido Vacciago, Tutto Sport. L'impressione di questa sera è che forse questa squadra debba sempre attaccare, cioè che non sia nata per gestire o difendere, cosa che fa piuttosto male, o perlomeno che negli ultimi tempi ha fatto piuttosto male. Che questa squadra forse debba essere come ha giocato, diciamo, dal quarto d'ora del primo tempo in poi, sempre all'attacco a testa bassa, senza far troppi calcoli. Non so se sei d'accordo. Ma la nostra intenzione è quella sempre di comandare la partita, di farla cercando di attaccare il più possibile. Poi certe partite capita che magari hai meno energia, quindi riesci a farlo un po' meno perché stiamo giocando tanto e non ho avuto neanche la possibilità di far giocare tanti giocatori, quindi capita che in certi tipi di partite puoi avere meno possesso e meno conduzione della partita. Buonasera Andrea, Alessandro Antinelli, Resport. Ti sottopongo 2 statistiche, ma sono 2 numeri in realtà. Con stasera sono 8 i punti in rimonta conquistati dalla Juventus, non sono pochi, il che denota carattere. Però col gol di Correa sono 5 gol presi nel primo quarto d'ora. Confrontando queste 2 cose, che bilancio fai? Ma un bilancio positivo nel recuperare le partite e un bilancio negativo per l'approccio alla gara. Oggi purtroppo siamo partiti sotto, ma per un nostro errore, per un errore di disimpegno, che però ci ha costato il gol iniziale, ci ha fatto perdere un po' di fiducia. Poi i ragazzi sono stati bravi a reagire, a ricompattarsi, perché non era facile contro una squadra forte come la Lazio, che aveva avuto una settimana per preparare questa gara, quindi questa è la cosa più importante della gara. Mister, buonasera, Luca Bianchin, Gazzetta dello Sport. Ci sono state nel passato juventino delle modifiche tattiche, penso alle famose 5 stelle di Allegri, che hanno portato poi a un cambiamento definitivo. Nessuno di noi ha pensato a questa modifica e quindi siamo portati a pensare che non sia definitiva e che tutto torni a quanto è successo in precedenza col Porto. È così oppure questo può diventare un assetto più o meno stabile? Grazie. Ma tante volte abbiamo giocato con questo assetto, con i 2 esterni, con me, Chiesa e Kulusevski, e con una seconda punta che a volte poteva essere Morata, a volte poteva essere Kulusevski, poi per il resto non è mai variato il nostro sistema di gioco. Abbiamo quasi sempre giocato, a parte Verona, con 4 difensori, con un'impostazione che poteva variare tra i 2 e i 3 centrali, quindi può essere una soluzione, ma era già stata provata anche durante l'inizio di stagione. Buonasera mister, Nicola Gallo, gruppo Mediapason. 2 cose, le chiedo come procede il recupero di De Ligt e se ci aiuta a capire una questione del primo tempo, se l'ha detto qualcosa l'arbitro su quel fallo di mano che non è poi stato nemmeno rivisto e per cui la squadra ha protestato parecchio. Ma no, non l'avevo rivisto, io sentivo solo dai ragazzi
erano in panchina e da quelli che erano in tribuna, che poteva starci il calcio di rigore, però non ho avuto modo di rivederlo. De Ligt ha preso questa botta sabato scorso a Verona, non si è ancora assorbita, stamattina ha tentato di recuperare, però non era ancora al 100% per poter scendere in campo. Speriamo che nei prossimi giorni possa tornare a disposizione.